Attenzione, si vedono troppi comportamenti scorretti, quasi che qualcuno volesse dare una mano al virus. Ha usato un linguaggio diretto il presidente del Veneto Zaia nel commentare l'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid. 4 nuovi decessi, il totale sale al 2012, ma soprattutto 8 casi di positività al tampone. Non sono tanti in cifre assolute, ma sono il segno che il virus non è scomparso, gira ancora. È perciò necessario mantenere quelle regole di responsabilità e buonsenso che hanno aiutato a superare la fase acuta della pandemia, le distanze fisiche, le mascherine, l'igienizzazione delle mani. Per strada, dice Zaia, si vede invece chi si saluta col bacio o stringendosi le mani, comportamenti scorretti che minacciano di rilanciare l'infezione, anche perché il virus è pericoloso, muta. Tra i nuovi casi anche una madre di 24 anni e un neonato di 3 mesi che in teoria dovrebbe essere immune. Intanto, sulla rivista Nature è stato pubblicato lo studio del professore Andrea Crisanti sulla popolazione di Vo Euganeo. Tra i risultati più significativi, il 40% degli infetti risultava asintomatico e, cosa più inquietante, la carica virale degli asintomatici è quasi uguale a quella di chi sviluppa febbre o tosse.